Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. A son schiampats con 12.000 euro di bottin ilaris che ir di mattine han sfuarciati il porton di entrate di un'abitazione di Ridinic di Sedean. Approfittando a sence de parole di chiase une femmine di 79 fains, i malvivents si sono introdotti in te abitazioni e han sfuarciato la cassefuart, robantauer e contants. Ilaris sono tornati d'ogni anche queste mattine, gli entranti in te abitazione dula che la siorie dormive, cirin altris prezios di portavie, queste volte però vindi schiampa a mans veidis, sul fatta indaghi i carabiniers di Codroip. Colp di gnot al for datato a tata in vial Vignesie a Udin. Ilaris han sfonderà la vitrina e schiampan cul in cas. Prima di schiampà però han bottinata anche lis vetrinis dai prodotti dal for, mangiam divers dolci. Disperati il titular notan pal malchiot cul pluio mancul 500 euro robaz, ma pal dam a elastre. Vi oduti il periodi di avost, all'om al risulta impossibile chiattà un veri sostitutivo e dunque non può smettere in sicurezza il locale. Andi Floringaso, il miedi di origini cameruniane offendut in maniera pesante con frasi di stampo razzista di un paziente, alla fa denunzia al comando ai carabinieri di Lignan. Alla confermato in sostanza i fatti già riportati ieri sui social con un paziente che, al color de sopiel, si sarebbe rifiutato di far sicurare offendintlu plui voltis. Solidarietà a Ngaso e gli arrivate anche dall'ordine dai miedis di Udin. Non podin sopportare fatti dal Gienar, alla sclarito il presidente dall'ordine Gianluigi Tiberi, che ha offendin la nostra dignità di miedis e di oms. 6 persone sono restate intossiate in maniera leggera in tal fu di un appartamento a Lignan. A dischiadenali flamis è stato un malfunzionamento delle lavamasserie, con gli flamis che hanno investito la cucina de chiase e il fum che si è diffonduto in tutto l'appartamento. I 6 presins che hanno chiamato i soccorsi sono la sfur dall'appartamento senza essi colpiti de flamis, ma sono stati accompagnati in ospedale per aver respirato il fum prodotto da combustione. Gli sguardi dal fu che hanno studiato il fu prima che pregiudicasse altri locali de chiase e messi in sicurezza tutto il stabile. E è muarte Sonia Zuri, la vedove di Paolo Maurensi, il scrittore sparito più di un anno fa. La ultima iesude pubbliche gli è stata qualche mese al fa, in occasione dell'inserimento dal non dall'om in tal famedio dal cimitero di Udin. Aveva 76 anni di tempo e combatteva con tune malattie. I funerali avvegneranno celebrati a Felè lunis. Fiom e Wilm Trieste hanno deponuto in tribunale un esposto denunziando la multinazionale Varsila per attività antisindacali per comportamenti avuti in tal 2021 e in tal 2022. L'obiettivo del sindacato è ottenere dal giudice un intervento sulle modalità di comportamento delle aziende, dunque di bloccare la procedura di licenziamento e tornare a inviare la trattative. La CGIL lancia l'allarme sul stato delle imprese dal Friuli Vignesie Giulie in vista de Sierra degli soris di cassa integrazione sono saltati a 1.200.000 dome in tal mese di lui, alla commentato William Pezzetta, segretario regionale del CGIL, secondato pluial dall'an e in quintri tendenza assolute col mese di prime. Le aziende a squegnin in tal stesso tempo fai cons con carenze di materie primis, aumenti presi dai costi di energie, crisi idriche, frenate di economie tedesche, esclusate dal bonus 110%, senza contare che di là di tutto sugli sfameis, al conclude Pezzetta, e pese anche la inflazione che è arrivata al 20%.
Anche in Friul, Vignesi e Giulia, le pericol di sieradis anticipadis des attivitats ricettivis dal turismo. Ad Ilua sono i vertici regionali di Confcommercio Federalberghi, Paola Schneider e Enrico Guerin. La causa è l'aumento di prezzi di energie, che l'ha portata a triplicare i costi dai beni e dai servizi. Una situazione insostenibile, a disin Schneider e Guerin. Certi attività hanno inviato un ragionamento sulla opportunità di sierà in anticipo le attività. Saranno 340.000 i veicoli che transiteranno sulla rete autostradale di Autovie Venete in te fin de settimane per concomitanze di cui cal partis pesferis e palprin quintrieso di estif. Zonis plui critichis, il Lisert e il Casel di Tisane, con attenzione alte anche al trat A23 A4 di Udin Sud in direzione Grob di Palme. Di là dal traffic di vacanci sulle autostradis si metterà anche il traffic di tornate dai lavoratori dall'est Europa. Bolin Ross invece per giornate di domenie. In proibizione di circolazione pai miec pesanza des vot di sabide des vot ai sedis di sabide e des sie ai 22 di domenie. E chiaparà la vie tra una settimana l'edizione numero 36 de Fieste dal Persud di San Denel, so dal non che stanno di Aiar di Friul, Vignesi e Giulie. A tagliare la prima fetta di Persud per screare la manifestazione saranno la giornalista sportiva Eleonora Boi e il conduttore radiofonico Filippo Ferraro, insieme a bande de aeronautiche militari. De organizzazione a fase in Savè che poi i laboratoris e gli cercis sono arrivati già più di 2.600 prenotazioni, il 62% di fur regione. A Vigneran organizzata anche una serie di bus turistici dal nord Italia e de Austria. E per queste sere alle dut, Gnovis al torne lunis. Grazie e mandi.